Ministro Poletti, siamo agli ultimi giorni di campagna elettorale in Veneto, qual è il messaggio che deve passare? Che c'è bisogno di un grande cambiamento, che ci vuole il coraggio di cambiare, perché una regione come questa, che ha un grandissimo potenziale, può veramente migliorare moltissimo le sue performance, può aiutare gli imprenditori di questa regione a trovare ancora maggiore spazio nella loro dimensione internazionale e nazionale, e insieme a questo possiamo dare una grande risposta di lavoro, di un lavoro stabile, di un lavoro sicuro, di un lavoro che dura nel tempo. Noi abbiamo numeri importantissimi che ci dicono che le cose stanno cambiando, che i contratti di lavoro che vengono fatti sono molto di più oggi contratti stabili, e noi pensiamo che questo sia un cambiamento veramente essenziale, perché certamente cambia la qualità della vita di quelle persone, ma cambia anche la qualità del sistema delle imprese, perché se un'azienda ha una persona che sta lì 3 anni, può investire di più su quella persona può impegnarsi di più perché impara, conosce le cose, quello diventa il suo futuro, e lavorare pensando che ogni 3 mesi ti devono rinnovare il contratto o lavorare sapendo che non hai una scadenza, cambia la vita. E quindi io credo che il segnale che noi possiamo dare è questo. Abbiamo sostenuto una discussione difficile sul tema del lavoro, ma l'abbiamo fatto nella convinzione che il cambiamento poteva veramente migliorare le condizioni delle imprese e dei lavoratori. Proprio su questo tema il Veneto è una regione trainante dal punto di vista del lavoro. Ecco, quali gli effetti del Jobs Act in regione? Ma sicuramente è una regione che i segnali li ha dati per prima, perché qui è stata la regione dove abbiamo visto gli incrementi dal punto di vista numerico, dove abbiamo visto un grande significativo cambiamento qualitativo, perché abbiamo visto i dati di Veneto Lavoro che ci conferma come c'è una grande conversione da questo punto di vista. Io ho incontrato in diverse sedi imprenditori e lavoratori, e io devo dire che sono veramente soddisfatto, perché trovo dentro questa condizione la consapevolezza che c'è una strada che si può fare. Veniamo da anni difficili, qualcuno ha avuto il dubbio che questa crisi si potesse superare, oggi vede la possibilità di farlo, e lo vede legato anche alle politiche che abbiamo scelto, quindi io credo che questo sia veramente un segnale importante. Poi so che sono fatte anche proposte ulteriori, quindi Alessandra ha detto noi facciamo una scelta del nostro Jobs Act, delle nostre politiche per il lavoro. Questo è importante, una buona collaborazione tra lo Stato centrale e le regioni, il Ministero e le regioni sui servizi per l'impiego, sulle politiche attive è decisivo, perché noi possiamo fare cose, la regione può fare altre cose vicino alle condizioni dei propri cittadini. Io credo che questo sia veramente una cosa molto interessante. Dal punto di vista invece dei pensionamenti, si potrebbe mettere mano alla legge Fornero? Sì, noi abbiamo previsto di farlo, il Presidente del Consiglio l'ha annunciato. Noi nella legge di stabilità pensiamo di andare a rendere un po' più aperta, un po' più dinamica la possibilità di uscita, in particolare pensando 2 cose. Da una parte abbiamo persone che sono avanti con l'età, perdono il lavoro, e se non hanno ammortizzatori sociali che li portino a maturare i requisiti per il pensionamento rischiano di rimanere senza nessun sostegno al reddito. Quindi dobbiamo affrontare questo problema. Poi insieme a questo abbiamo un altro tema, che è quello appunto di rendere più flessibile la possibilità di uscita, magari considerando che questo significhi anche che una persona deve rinunciare a qualche euro della sua pensione. Ma teniamo conto che su questo versante abbiamo una richiesta molto forte delle imprese, che ci dicono noi vorremmo produrre una staffetta generazionale, cioè vorremmo fare in modo che persone che sono avanti con l'età, che magari non conoscono più le tecnologie nuove, le tecniche di produzione, sono anche stanche ragionevolmente, essendo da tanti anni in quel luogo di lavoro, e le stesse aziende dicono siamo pronti a partecipare anche noi, a mettere anche noi un euro in questa operazione, perché se possiamo sostituire queste persone con dei giovani, naturalmente abbiamo un'azienda che è più fresca, più dinamica, più tecnologicamente allineata, quindi questa cosa la faremo, e l'abbiamo previsto di fare nella legge di stabilità, e quindi è prevedibile o previsto che la si faccia. Scusi, una delle